Ecco, allora concittadine e concittadini del Friuli Venezia Giulia, ma non soltanto, a nome di Fogolar Politic, ultra trentennale movimento civico, anche di riflessione fuori dagli schemi, di certo insopportabile, saccente, talvolta politically correct. Ritengo di manifestare una posizione di doveroso equilibrio di fronte alla vicenda certamente grave che pare accendere oggi la politica non solo locale, ossia il fatto di questo volantino pseudo-educativo contro la violenza sulle donne, parto del comune di Cividale, insieme alla regione Friuli Venezia Giulia, distribuito nelle scuole, volantino colpevole di confondere vittima e carnefice, tra l'altro veramente molto goffo, molto inadeguato, molto sprovveduto, con consigli alle donne di non ammiccare, di castigare l'abbigliamento, insomma si è gridato al Medioevo. Maggioranza di centrodestra spaccata, l'assessore esautorato, non ne parliamo delle opposizioni, naturalmente incredule di fronte a un regalo politico simile, pronte a suonare la gran cassa, a stracciarsi le vesti, tutto giusto, indignazione legittima. Ecco, un richiamo però ad una responsabilità diffusa, che non significa confondere appunto le vittime con i carnefici, ma semplicemente appellarsi ad una civiltà delle relazioni che non è affatto medioevo. Sarebbe la cosa forse più opportuna. L'alternativa non sarà certo il diritto assoluto di una parte e il dovere cieco dell'altra. Insomma, Viodin di Morestassi, no? Diamoci una regolata. L'unico dovere è quello di convivere civilmente in una società degna di rispetto. E questo vale per tutti. E la nostra è una società che ha frainteso e fraintende comodamente ogni giorno, e mettiamoci dentro tutti, chi più chi meno, fraintende comodamente i concetti di rispetto e di libertà. L'affermazione dell'individuo sulla collettività non è cosa migliore della passata tanto esecrata imposizione della collettività sull'individuo. Il mio diritto, io ho diritto, io, non c'è mai un noi. Invece esistono anche gli altri. Esistono delle relazioni, esiste uno stare in società, e questo ci richiama, ci obbliga anche a delle forme di comportamento che non sono una limitazione della nostra libertà, ma si tratta semplicemente di saper stare con gli altri. E questo non è diretto alle donne che sono minacciate dagli uomini o il contrario. Questo è diretto a tutti. La nostra è una società che non sa stare in società perché si è tolta da sola qualunque base di regola. Non esistono le regole, esistono solo i diritti. Non esistono i doveri, esistono solo i diritti. E chiaramente in questo modo non si va da nessuna parte. Un saluto da Fogolar Politic.